Signore e signori, buon pomeriggio dal Pavellon Olympique dell'Ateneo di San Sadurní d'Anoia in Catalogna, Spagna, dove il campionato europeo Under 17 maschile arriva alla seconda fase, che inizia proprio con la partita che seguiremo tra poco in telecronaca diretta tra Italia e Inghilterra. Agli azzurri tocca l'onore di aprire la seconda fase così come avevano aperto la prima. Ci auguriamo che l'esito sia in questo caso identico. Contro Andorra arrivò una larga vittoria. Oggi occorre battere la formazione dell'Inghilterra per approdare alle semifinali di domani contro la vincente di Spagna-Svizzera. Dunque andiamo subito a vedere le formazioni delle due squadre che si sono schierate in pista in questo momento agli ordini della coppia arbitrale formata da Teofilo Casimiro, direttore di gara portoghese, e Daniel Villar, spagnolo, con al tavolo lo spagnolo Oriol Perez e il nostro Carlo Iorio, che assieme a Marco Rondina rappresenta l'Italia sotto il punto di vista arbitrale. Andiamo a vedere dunque le formazioni. Cominciamo con l'Italia, che schiera con il numero 1 Filippo Poletti, con il 2 Giovanni Tagliapietra, con il 3 Antonio Tagliapietra, con il 4 Marco Tomba, con il 5 Angelo De Bari, con il 6 Paolo Colamaria, con il numero 8 Claudio Bracali, con il numero 9 Francesco Carrieri, con il numero 11 Mattia Polverini e con il numero 10 Marco Mugnaini. L'allenatore è Massimo Giudice. I giocatori non convocati da Giudice sono Alessandro Uva, che ha un leggero risentimento muscolare, che quindi viene lasciato prudenzialmente a riposo, e il portiere Ernesto Maggi. Li potete vedere sotto la grafica, entrambi in panchina, poi ovviamente saliranno in tribuna. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, con il numero 1 c'è il capitano Charlie Holmes, con il numero 2 James Berry, con il 3 Finlay Kay, con il numero 4 Archie Franks, con il numero 5 Alexander Aitken, con il numero 6 Harry Islam, con il numero 7 Joel Lawler, con il numero 8 Johnny Bristow, con il numero 9 Will Hosking e con il numero 10 Callum Henfrey. L'allenatore è il portoghese Carlos Amaral. Italia che ha chiuso al secondo posto il gruppo B di qualificazione, perdendo ieri sera la partita decisiva contro il Portogallo. Ieri invece vittoria decisiva degli inglesi 4-3 sulla Svizzera, che ha consentito alla formazione di Carlos Amaral di chiudere la prima fase del campionato al terzo posto, di qui l'incrocio di quest'oggi, primo dei 4 quarti di finale. Gli altri, come abbiamo detto, Spagna-Svizzera, Spagna-Andorra, Portogallo-Svizzera e Germania-Francia, partite che potrete seguire in successione a questa. Dopo Italia-Inghilterra ci sarà la partita tra Francia e Germania alle ore 17, poi il Portogallo contro la Svizzera alle 19 e a chiudere Spagna-Andorra alle 21. Tutte queste partite in diretta su europe.worldskate.tv con la telecronaca in portoghese di José Santos. E intanto squadre ai saluti iniziali, ai gridi di battaglia per l'inizio di questa seconda fase, campionato europeo arrivato alla sua metà e che da oggi ovviamente non concede distrazioni. Pubblico nettamente in prevalenza italiano, anche se in realtà c'è un'agguerrita e rumorosissima clac inglese che sentirete nel corso della partita, e comunque una bella sfida anche sugli spalti. A noi però interessa molto di più quella che vivremo sul campo. Italia che deve riprendersi dopo la partita di ieri, che in realtà non è stata una sconfitta pesantissima, 2-0, maturato peraltro in 16 secondi nel corso del primo tempo. L'Italia ha avuto anche le occasioni per rifarsi sotto nel corso della ripresa, ma ha sbagliato un tiro diretto e un paio di occasioni davvero molto molto ghiotte. Intanto il palazzetto si riempie di bambini come al solito. Vedremo oggi se la maggioranza dei
Bambini tiferà Italia come è stato l'altro giorno o Inghilterra. Intanto però andiamo a vedere i quintetti in pista. Per quanto riguarda gli azzurri, tra i pali si accomoda ovviamente Marco Mugnaini, assolutamente di livello la sua prestazione di ieri. Gli esterni per la formazione azzurra sono Giovanni Tagliapietra con il 2, Marco Tomba col 4, Paolo Collamaria con il 6 e Francesco Carrieri con il 9. Per quanto riguarda invece la formazione inglese, vediamo con il numero 2 James Berry, con il numero 7 Joel Lawler, con il numero 9, con il numero 8 Johnny Bristow e con il numero 4 Archie Franks, autore di 2 reti nella partita di ieri contro la Svizzera. Quanto prima vi diremo anche chi è il portiere. Tra i pali della formazione inglese dovrebbe essere il capitano Charlie Holmes, uno dei reduci della spedizione di Paredes dello scorso anno, edizione che vide, attenzione Carrieri, non trova lo specchio della porta, edizione che vide un confronto tra Inghilterra e Italia con la vittoria degli azzurri per 14-1, quindi una vittoria piuttosto larga che lascia però spazio solo negli archivi, perché qui occorre ricostruire tutto da zero. Tomba per Tagliapietra, prova il volo ma la conclusione è alta, arriva il fischio della coppia arbitrale per consegnare la pallina all'Inghilterra. Subito intercettato però il passaggio di Franks, con questo bellissimo passaggio di Collamaria per Carrieri che porta l'Italia immediatamente in vantaggio. 1 minuto e 17 secondi, lo state rivedendo, il passaggio preciso di Collamaria per Carrieri e il gol del giocatore della Pumas. Primo gol direi in questo, anzi senza direi, primo gol in questo campionato europeo per Carrieri e inizio che non poteva essere migliore per la nazionale azzurra. Ancora in avanti con Tagliapietra l'Italia, la bella parata di casco da parte di Holmes. Pressing alto a tutta pista della formazione azzurra, pallina sparata in avanti e Mugnaini la tocca per la ripartenza di Tomba. Carrieri, l'autore del gol, scambia proprio con Tomba che arriva tu per tu con il portiere. Sul rimpallo c'è però pronto Carrieri. Collamaria, ancora il numero 9, autore dell'1-0, pallina lasciata lì. Ora attenzione perché sull'attacco di Bristow perde palla l'Italia, tenta un alza e schiaccia Joel Lawler, non c'era nessuno però in area dalla parte opposta. Collamaria carica il tiro, mette in mezzo, il passaggio è troppo debole però per Carrieri. Attenzione ora alla ripartenza con Berry che mette la pallina nell'area degli azzurri, partita che va da un lato all'altro senza lasciarci neanche il tempo di commentare. Va bene per l'Inghilterra, un po' meno per l'Italia che deve ragionare, e qui intanto parte la guerra del tifo. La maggioranza dei bimbi direi che ce li siamo conquistati. Azzurri in vantaggio 1-0 dopo 1:33. Collamaria direttamente sui patini di Berry. Tomba, ancora Collamaria, si ferma Tomba, Collamaria si incaponisce ad andare contro 2 avversari, recupera però la pallina. Ancora il capitano Tagliapietra, 10 secondi per andare alla conclusione. Tomba, cade a terra Carrieri che commette fallo, dice il signor Casimiro. Sbaglia tutto l'Inghilterra, attenzione Tagliapietra, ha spazio, non trova però il corridoio giusto. Intanto c'è un errore al tavolo dei 45, scade il tempo, ma l'Italia aveva recuperato la pallina dopo un netto possesso da parte
non solo un netto possesso, ma un fallo di squadra commesso dagli azzurri, quindi dovrebbero ripartire da 45 i secondi per la nazionale italiana. Chiarimento tra gli arbitri, si riparte. Palla agli azzurri e 45 secondi di tempo per giocare. Colamaria gira dietro porta, su di lui Berry, poi Colamaria insiste, recupera palla, cerca tagliapietra, all'indietro per Tomba per aprire la difesa dell'Inghilterra che si è chiusa nella propria area. Ancora Tomba, di nuovo dietro porta, si muove Carrieri che riceve troppo indietro, poi perde palla sull'attacco di Lawler. Il numero 7 per Berry, passaggio sbagliato, tagliapietra a intercettare questo movimento e a lanciare subito Carrieri. Colamaria carica il tiro, la conclusione, arriva Carrieri, forse c'era fallo su di lui, il tocco sul bastone nel momento in cui stava per affondare il colpo. Attenzione a questo passaggio in mezzo di Joel Lawler. E ora 3 contro 2 con Carrieri ancora che supera bene un avversario, sbaglia però, anzi non è che lo sbaglia, il tiro non si alza e rasoterra a buon gioco Charlie Holmes a parare. Ancora azzurri che recuperano. Tomba, la conclusione sul bastone parato davanti a lui di Lawler, giocatore davvero ovunque. E attenzione, ingenuissimo fallo di Lawler che aggancia Tomba, lo mette giù, si prende il cartellino blu. Si prende il cartellino blu dopo 4 minuti e 31 secondi. 2 minuti a Lawler. E tiro diretto su cui si porta Giovanni Tagliapietra. 5 gol per lui, anzi 6, gliene danno le statistiche. Possibilità del 2-0 sul tiro diretto per gli azzurri che conducono già per il gol di Carrieri e ora hanno la possibilità di andare al raddoppio per il cartellino blu preso da Lawler. Tanto c'è un chiarimento tra il signor Daniel Villar e Massimo Giudice. Non abbiamo idea di quale sia la motivazione. Tutto pronto, tagliapietra contro Charlie Holmes. Porterà la pallina come sempre Giovanni Tagliapietra, eccolo qua. Aspetta i 5 secondi, va al tiro e la infila direttamente sotto la traversa dopo nemmeno aver provato un controgancio. 4 minuti e 33 secondi. Giovanni Tagliapietra sigla su tiro diretto il 2-0 per l'Italia e ovviamente l'Inghilterra ritorna immediatamente in parità numerica. Dunque occasione sfruttata dagli azzurri, ora ci prova l'Inghilterra in cui è entrato il numero 5 Alexander Aitken al posto dell'espulso Lawler dopo il gol subito su tiro diretto. Ancora Italia che attacca con Carrieri, allarga e propone per Colamaria che non supera il diretto avversario, si tratta di James Berry. Lo stesso Berry viene in avanti, lo rincorre Colamaria, Berry arriva fino al limite dell'area, va alla conclusione 2 volte, debole in entrambe le occasioni, nessun problema per Marco Mugnaini. Bristow all'indietro per il controllo sbagliato di Archie Franks. Franks rincorre la palla, deve uscire entro i 5 secondi, non ci riesce. Fischia il signor Casimiro e la punizione è dall'angolo basso a favore dell'Italia. Carrieri e Tomba sulla pallina, sul centropista sia Giovanni Tagliapietra che Paolo Colamaria. Tomba per Carrieri, buona l'idea ma Carrieri non aggancia. Colamaria recupera questa pallina, punta subito verso l'area dell'Inghilterra, palla all'indietro, Tagliapietra, Tomba, ancora all'indietro per Tagliapietra, rimane comunque molto chiusa la difesa
inglese. Bello il passaggio di Tagliapietra e Carrieri da sottoporta mette dentro il gol del 3-0, gol molto simile al primo. 5 minuti e 59 secondi, lo rivediamo, bravo Tagliapietra a superare l'uomo, il passaggio preciso, si muove bene arretrando Carrieri e mette dentro il gol del 3-0 e la doppietta personale. Sull'1-0 l'assist era stato di Colamaria, il gol molto simile a quello che abbiamo visto, e del resto Carrieri è punta pura, una delle poche a disposizione dell'Italia, non l'aiuta il fisico minuto, ma sicuramente senso della posizione del gol non mancano. Tomba dalla distanza, prova una difficilissima deviazione Carrieri che non gli riesce. Tagliapietra, lo stesso Carrieri ora è in posizione da ultimo uomo. Colamaria, gli serve la pallina, si ferma Carrieri, palla all'indietro, ancora Colamaria, cerca di superare un avversario, ne ha però 3 davanti. Tagliapietra, in mezzo c'è l'autogol da parte di Franks, il gol è di Tagliapietra, verrà dato al numero 2, no, viene dato al numero 5. Numero 5 è impossibile, De Bari non c'è in pista. Il gol è noi lo segniamo al numero 2 Tagliapietra, l'autorete però netta da parte di Archie Franks. 6 minuti e 46 secondi e c'è anche il time out chiesto dall'Inghilterra. Stavolta è stata anche fortunata la formazione azzurra, vedete qui inquadrato Massimo Giudice a spiegare ai suoi cosa fare e come correggere eventuali errori. C'è da dire che fino a questo momento l'Italia ha giocato una partita assolutamente lineare, senza particolari sbavature. Intanto vedete il palazzetto che si riempie di studenti. Questi sono, ovviamente non sono i bambini dell'asilo, ve ne potete rendere conto anche voi. Qui andiamo sulle superiori, un tifo più maturo, diciamo così, in una città che respira hockey. Ieri sera nella partita decisiva della Spagna contro la Francia il palazzetto presentava davvero un bellissimo colpo d'occhio e siamo certi che nei prossimi giorni, da qui a sabato, quando ogni partita conterà per arrivare alle medaglie e la Spagna ovviamente punta a riconfermare l'oro di Paredes 2021, il palazzetto dell'Ateneo di San Sadurní sarà gremito. Tra l'altro prima di questa partita il Noia di Jordi Bargaio si allenava in vista degli impegni in Hockey Liga. Ripreso il gioco, Italia che ora si deve difendere dall'attacco dell'Inghilterra che ci prova con Alexander Aitken che va via bene al diretto avversario, poi si allunga la pallina, c'è la spinta di Colamaria giudicata regolare. Tagliapietra non preciso per Carrieri che deve rincorrere la sfera. Tomba per Carrieri, ancora Tomba. Colamaria in mezzo a cercare Carrieri, arriva invece Tagliapietra, il palo pieno. Doppia soluzione in questa occasione. Carrieri non è riuscito nella deviazione, la pallina è arrivata a Tagliapietra che però ha aperto un po' troppo la conclusione centrando la base del palo. Ancora Tagliapietra che alza e schiaccia in faccia a Charlie Holmes, nulla di fatto, attenzione ora al contropiede, va la conclusione, doppia Will Hosking col numero 9, bravo Mugnaini. Colamaria tomba sul corpo di Charlie Holmes e via, si va subito dall'altra parte, ma Tagliapietra questa volta intercetta, cade Carrieri sul centro rosso della pista, molto scivoloso. Carrieri però va poi a riprendersi questa pallina e a chiamare in causa il capitano Paolo Colamaria. Cambio ora, dentro Colamaria, fuori Colamaria scusate, dentro De Bari, c'è pronto anche Polverini che probabilmente entrerà al posto di Carrieri. Tagliapietra in mezzo, Carrieri ancora, c'era di nuovo
sulla pallina, non è riuscito nella deviazione. Tagliapietra si va a riprendere anche questa sfera. De Bari, largo per Tomba, ancora in avanti per Carrieri, un po' troppo lungo il passaggio, rincorre la pallina il numero 9 azzurro, che poi lascia Tagliapietra, subito attaccato da Aitken, palla in mezzo, botta sicura, Tomba, bravo il portiere a tirare fuori questa pallina. Poi dalla parte opposta, attenzione, la conclusione di Alexander Aitken e la grandissima parata di Marco Mugnaini, la migliore azione in contropiede dell'Inghilterra in questo frangente. Bravo e attento il nostro portiere, che si sta facendo davvero un nome a questo campionato europeo, soprattutto dopo la partita di ieri in cui ha tenuto a galla gli azzurri per tutto il primo tempo con grandissime parate. Aitken intanto recupera la palla, prova a tirare da casa sua, pallina recuperata da Angelo De Bari e intanto c'è il cambio, eccolo qua, Polverini è entrato al posto di Carrieri. Polverini subito nei pressi dell'area, scambia con Tagliapietra. Tomba, prova Tomba dalla distanza, il gol di Tomba, l'errore del portiere che non trattiene la conclusione del numero 4 azzurro. 9 minuti e 56 secondi, arriva il gol del 5-0, lo rivediamo, c'è il tiro di Tomba dalla linea di centropista e c'è l'errore del portiere che non trattiene la pallina, gli scivola e supera nettamente la linea di porta per la cinquina azzurra, azzurri che corrono verso la semifinale. Manca un'eternità, ma l'andazzo della partita è ormai abbastanza delineato, a meno di capitomboli davvero storici. Intanto Tomba e Giovanni Tagliapietra non si capiscono benissimo. Pallina arriva comunque al numero 2 che tenta un improbabile dribbling in mezzo a tre avversari. Recupera palla l'Italia però, Tagliapietra riceve questa sfera, c'è la buona chiusura difensiva della formazione inglese. Polverini per Tomba che lascia di nuovo al numero 11 toscano questa pallina, dietro porta Polverini a cercare fuori Tagliapietra, c'è Tomba in mezzo all'area, gira un po' più veloce ora la formazione azzurra che sta provando a cercare anche di trovare il ritmo giusto e non di andare al gol con azioni estemporanee. Tomba servito da Polverini, ci avviciniamo al limite dei 45 secondi, ci avviciniamo anche a perdere questa pallina. Ne mancano 5, ma ormai la pallina è persa. Non è stata una grandissima gestione questa da parte degli azzurri, inglesi che comunque fanno fatica ad uscire dal proprio spazio difensivo. C'è il fallo di squadra degli azzurri, è il secondo, 2 ne ha commessi anche l'Inghilterra, quindi per il momento situazione falli assolutamente sotto controllo per entrambe le squadre. 5-0 invece il risultato in favore dell'Italia. Ricordiamo, doppietta di Carrieri, gol di Tagliapietra su tiro diretto, autorete di Franks su tiro di Tagliapietra e il gol di Tomba, l'ultimo che abbiamo visto pochi minuti fa. De Bari, qualche problema a domesticare la pallina che poi arriva a Polverini, ancora De Bari. Di nuovo Polverini dopo una deviazione inglese, attenzione Tomba fa tutto bene ma non chiude l'ultimo gancio, quello che avrebbe portato la pallina direttamente in porta dopo aver spiazzato anche il portiere. Deve andare al tiro la formazione azzurra, lo fa, scadono però i 5 secondi, i 45 secondi dopo che la conclusione di Polverini è finita abbondantemente a lato e non toccata dal portiere inglese. Pressing alto della formazione azzurra ad impedire lo sviluppo del gioco inglese, arriva infatti un tiraccio in avanti che si trasforma poi in un passaggio per Tomba che a tu per tu con il portiere non trova lo specchio della porta. Dalla parte opposta ci provano gli inglesi, attenzione perché in mezzo all'area c'era Finlay Kay tutto solo. La pallina arriva invece a Harry Hillam. Aitken in avanti a cercare Kay, in qualche modo Kay tiene la pallina, la prova a mettere in mezzo, si oppone con il corpo Tomba e Polverini poi perfeziona questo rilancio con De Bari
che cerca e trova Tomba. Polverini, giro 3 sulla linea centrale della pista. In profondità ora Polverini, si muove De Bari in mezzo all'area, non riceve. Polverini raddoppiato, riesce a liberarsi della pallina per Tomba che finta il tiro, lascia poi a Polverini. Dalla parte opposta c'è Tagliapietra che ha spazio, può accelerare sulla destra, chiama in causa Polverini, si accentra, la pallina arriva in mezzo ma non c'è la deviazione al volo di Tagliapietra, azione disegnata benissimo dagli azzurri. Ora però bisogna di nuovo andare al tiro. Polverini prova la deviazione, tocca il portiere e regala 45 secondi omaggio alla formazione azzurra. Tagliapietra, Polverini, bello il passaggio, Polverini, la deviazione da parte di Kay, pallina che si impenna e poi viene recuperata dagli inglesi che vengono in avanti con Aitken. Attenzione, Aitken, ancora Mugnaini, ha fatto tutto bene il numero 5 inglese, si è liberato, si è accentrato, ha trovato il tiro, ha lasciato troppo libero. Purtroppo per lui, per fortuna per noi, in porta c'è Marco Mugnaini che non ha voglia di prendere gol contro l'Inghilterra. Rimane 5-0 il risultato, 6 i minuti da giocare. Polverini all'indietro per Tomba, largo per De Bari, movimenti sulla panchina azzurra, si alza Antonio Tagliapietra. Tomba scivola il suo diretto avversario. Tomba ha una ferrovia, un'autostrada davanti, una ferrovia come volete, ferrovia non fa le curve. Cambio inglese, fuori Hosking e dentro di nuovo Lawler, il giocatore che era stato espulso sul gol del 2-0, pressato da Tagliapietra, allontana la pallina, trova in qualche modo Kay, pallina che arriva giusto sul guantone di Mugnaini, ai 2 all'ora. Tomba, accelerazione sulla sinistra, in mezzo va Tagliapietra ma non c'è spazio. Poi Tomba si complica la vita tirando sul bastone di Kay, recupera palla Polverini, lascia Tagliapietra, raddoppiato, Tagliapietra però ha spazio, gli toglie la pallina benissimo il numero 7 Lawley. Pallina in avanti proprio per lo stesso numero 7 che nel frattempo si è portato in posizione offensiva, prova ad accentrarsi, perde palla, attenzione De Bari e c'è un fallo da blu, ancora Lawler, secondo cartellino blu per il numero 7. Non abbiamo visto cosa è successo, un contrasto con De Bari, questo è l'unica cosa che vi possiamo dire. 15 minuti e 20, 2 minuti a Lawler, secondo cartellino per lui, minuto di sospensione richiesto ancora dall'Inghilterra, non c'è il replay evidentemente di questa azione. Un contatto lontano dalla pallina tra Lawler e De Bari visto dal signor Villar, l'arbitro spagnolo, che è costato il secondo cartellino a Lawler e che frutterà il secondo tiro diretto per gli azzurri. Intanto è uscito però Giovanni Tagliapietra, quindi non sarà lui a battere il tiro diretto, è entrato suo fratello Antonio Tagliapietra, classe 2007. In pista ci sono anche Polverini che potrebbe essere con Tomba il maggiore indiziato per andare a battere questo tiro diretto, e infatti va Polverini verso il dischetto dei 7,40 metri alla ricerca del gol del 6-0. Quindi altra sfida. Intanto ci scusiamo perché in porta per l'Inghilterra c'è Callum Humphrey e non Charlie Holmes, come avevamo detto, il numero 10, e toccherà a lui cercare di fermare l'attaccante del Follonica. Tutto pronto per anzi no, tutto pronto no, perché il portiere è ancora in piedi. 4:40 da giocare in questo primo tempo, Italia 5 Inghilterra 0. Pronto Polverini, vedremo se andrà al tiro o, come più probabilmente sarà, al gioco controllato. Parte Polverini che infatti controlla la pallina, si avvicina, serie di ganci, il tiro, il gol di Polverini per il 6-0 dell'Italia. Ha trovato l'angolino, l'ha appena sfiorata con il guantone
Humphrey, ma non è riuscito a impedire il gol del 6-0 Italia. 15 minuti 24 secondi. Secondo tiro diretto segnato dagli azzurri in questa partita dopo Tagliapietra, dopo Giovanni Tagliapietra, il gol di Polverini. Dunque si riprende, facciamo un attimo il punto della situazione, quantomeno per la composizione dei quintetti per quanto riguarda l'Italia. Attenzione, seguiamo Tomba che trova il portiere piazzato, gli azzurri con De Bari, Antonio Tagliapietra, Tomba e Polverini. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, con il 4 Franks, con l'8 Bristow, con il 5 Aitken e con il 6 Hillam. In porta ovviamente Mugnaini da una parte, Humphrey dall'altra, i due numeri 10 di questa partita che si avvia verso la fine del primo tempo con l'Italia nettamente in vantaggio, 6-0. Ci provano però gli inglesi con Bristow all'indietro per Hillam. Hillam ancora con il suo compagno sempre su quel laterale sinistro da cui partono molte delle azioni, serie di scambi in verticale tra i giocatori azzurri, giocatori in maglia rossa, scusate. Poi c'è questo passaggio in avanti di Franks per nessuno, preda degli azzurri. Polverini cerca il dribbling, l'azione personale, ma c'è tutta la difesa schierata, non c'era veramente spazio. Tomba, non si capiscono Antonio Tagliapietra e De Bari. Pallina che questa volta per poco non sorprende Mugnaini, finisce però fuori dal rettangolo di gioco. Si arrabbia Massimo Giudice con De Bari per il passaggio precedente a un compagno che non c'era. Polverini, ricordiamo che sono Maggi come portiere e Alessandro Uva come atleti, due lasciati in tribuna da Giudice in questa partita, in particolare per Uva un turno di riposo per un leggero risentimento muscolare, blocco assolutamente irregolare di Franks, non rilevato dagli arbitri. Hillam all'indietro a cercare Aitken, la conclusione di Aitken è fuori bersaglio, recupera la nazionale azzurra. 2 minuti ancora prima dell'intervallo, 6-0 i gol, 2-2 i falli. Partita tranquillamente nelle mani della squadra di Massimo Giudice. Polverini, De Bari, ancora Polverini, largo a cercare Tomba che chiama in causa Polverini. Bello il passaggio per Antonio Tagliapietra, un rasoterra sarebbe stato decisamente migliore, non controlla il numero 3 azzurro. Attenzione dalla parte opposta, ci prova Aitken che però va alla conclusione molto debole. Ne nasce un 3 contro 2 con Antonio Tagliapietra che si allarga, prova a mettere in mezzo la pallina, anzi a dare direttamente alla conclusione. Il 3 contro 2 ora ce l'hanno gli inglesi, sbaglia però il controllo Aitken e la difesa italiana recupera le posizioni. Retropassaggio sbagliato, non la tocca nemmeno il portiere, 5 secondi fischiati immediatamente. 1-0-6 da giocare con questa punizione dall'angolo basso per gli azzurri, con Polverini nei pressi. C'è Tomba che riceve ovviamente la palla all'indietro per De Bari, prova ad aprire per Polverini. Azzurri che non hanno la possibilità di tenere palla fino alla fine della partita, anzi del tempo. Polverini si apre bene, cercava uno spazio per Tagliapietra, c'è un passaggio all'indietro per Tomba, da questi a De Bari, di nuovo Tomba. Prova Tomba a stare dalla sinistra in mezzo dove ci sono Tagliapietra e Polverini, la pallina però va sui pattini di un avversario e dunque la pallina è per gli inglesi che possono giocare l'ultimo possesso di questo primo tempo. Attenzione al numero 4 Archie Franks che va alla conclusione, la parata di Mugnaini, la pallina ancora inglese, di nuovo Franks il controllo delle operazioni.
sbagliato questa volta il suo passaggio, è più veloce De Bari rispetto all'avversario. 10 secondi ancora per tentare un ultimo assalto prima di andare tutti negli spogliatoi. Antonio Tagliapietra tiene la pallina per tutta la diagonale e con questo termina il primo tempo. Italia 6, Inghilterra 0. I marcatori: Carrieri dopo 1 minuto e 17, Giovanni Tagliapietra su tiro diretto dopo 4,33, il 3-0 ancora di Carrieri a 5,59, l'autorete di Franks su tiro di Tagliapietra dopo 6,46, il gol di Tomba a 9,56 e per ultima il tiro diretto di Polverini a 15,24. Sul 6-0 si va tutti all'intervallo. Fra 9 minuti saremo di nuovo qui in collegamento dal Pavillon Olympique Ateneo di San Sadurní d'Anoia per questo secondo tempo di Italia-Inghilterra, quarto di finale del campionato europeo Under 17 di hockey su pista. A tra poco.
Riprendiamo la linea dal Pavillon Olympique di San Sadurní d'Anoia all'Ateneo per il secondo tempo della partita Italia-Inghilterra, quarti di finale del campionato europeo Under 17, prima frazione che si è conclusa con gli azzurri in vantaggio netto per 6-0 e che riprende con l'Italia in pista con la Maria De Bari, coppia di Giovinazesi, e Antonio Giovanni Tagliapietra, coppia di Breganzesi, nonché fratelli. In porta c'è invece l'esordio del più giovane della compagnia azzurra, vale a dire Filippo Poletti. Attenzione ora a uno scontro tra Colamaria e Berry, con il bastone alto di Colamaria che è stato punito dal fallo. Dunque, con l'entrata in pista di Poletti, Massimo Giudice ha schierato tutti e 12 i giocatori portati qui a San Sadurní d'Anoia. Poletti è l'unico 2008 categoria Under 15, quindi 2 anni ancora di europei per lui dopo questo, ovviamente se si manterrà sui livelli d'eccellenza che l'hanno condotto un po' a sorpresa ad essere il terzo portiere della selezione azzurra qui a questo campionato europeo. Ma andiamo a seguire in diretta questa partita quando è trascorso poco più di un minuto nel corso del secondo tempo. Azzurri ovviamente ad impostare il gioco con un bombardamento da fuori in questa fase, con Colamaria e Tagliapietra che ora rubano una pallina a Colamaria, a tu per tu, lascia Tagliapietra, ancora Colamaria, forse un passaggio di troppo, ma arriva il gol di Colamaria. Bella l'azione, si poteva tirare anche un po' prima. 1 minuto e 31, segna il capitano, ma il gol è una collaborazione eccellente tra Colamaria e Giovanni Tagliapietra, che si sono conquistati la pallina e poi con una serie di passaggi hanno disorientato la difesa inglese. Ancora i due che vanno a recuperare palla all'angolo, questa volta sul numero 8 inglese Johnny Bristow. Giovanni Tagliapietra all'indietro per De Bari, da De Bari a Colamaria, ancora Giovanni Tagliapietra. Colamaria stavolta lo ferma Bristow e c'è il fallo commesso da Tagliapietra, scusate, da Colamaria. Fallo di squadra numero 3 per l'Italia, ferma a 2 l'Inghilterra, partita correttissima nonostante 2 cartellini blu presi dallo stesso giocatore, il numero 7 Lawyer dell'Inghilterra, che difficilmente rivedremo in pista nel corso di questa partita perché rischia l'espulsione definitiva in caso di terzo cartellino. Berry prova a puntare il pari numero Tagliapietra, che però ha leve molto più lunghe, e gli ruba la palla, cede ad Antonio, bellissimo il gol di Antonio Tagliapietra, controllo, alza e schiaccia a terra per il primo gol europeo in maglia azzurra per Antonio Tagliapietra. Eccolo qua, lo rivediamo, il passaggio del fratello preciso, il controllo, la pallina alzata e schiacciata in porta dal numero 3 azzurro. Italia che si porta dunque sull'8-0 a proprio favore dopo nemmeno 3 minuti nel corso del secondo tempo. Ci provano gli inglesi ora dalle parti di Poletti, che copre bene sul suo palo, poi la pallina è recuperata dagli azzurri, già si prepara un cambio, c'è Marco Tomba sul cancelletto dei cambi, c'è un solo cancello dei cambi al centro della pista come accade in molte. Se ne va in slalom Colamaria, questa volta trova spazio entrando da sinistra,
Eccolo, lo rivediamo, in ritardo il difensore, chiude bene, riesce ad accentrarsi e a trovare lo spazio per andare al tiro. Il gol numero 9 degli azzurri, 3 minuti e 7 secondi. Doppietta di Colamaria in questo inizio di secondo tempo. Intanto è entrato Tomba al posto di Giovanni Tagliapietra. Stiamo guardando se l'uscita di Tagliapietra è dovuta a un problema muscolare, perché vediamo Filippo Torricelli, che è il fisioterapista, e Diego Ave, che è il medico a seguito della nazionale azzurra, stanno parlando con il giocatore vicentino, anche perché l'uscita così ravvicinata rispetto all'intervallo qualche sospetto ce l'aveva destato. Infatti Tagliapietra va con il fisio in una zona un po' più tranquilla della panchina. Speriamo niente di grave per lui, forse per precauzione è uscito dal rettangolo. Intanto qua la prima parata di Filippo Poletti, accompagnata dagli applausi del pubblico presente, tra cui ci dovrebbero essere anche i genitori. Dunque inizio sprint frizzante per l'Italia in questo secondo tempo, già 3 gol e non siamo nemmeno al quinto minuto del primo tempo. Colamaria assoluto protagonista con il gol, 2 gol e l'altro gol segnato da Antonio Tagliapietra. Attenzione ora alla formazione inglese che colpisce un palo con Alexander Aitken, sicuramente l'occasione migliore per gli inglesi. Ha coperto quello che doveva Poletti in questo caso, la pallina è uscita dopo aver colpito il palo. Intanto la recupera ancora l'Italia con Tomba, si allarga mentre si accentra con Colamaria, era piazzato bene sul secondo palo il capitano, ma ha capito tutto il portiere. Poi Antonio Tagliapietra che recupera questa pallina, carica la conclusione, centra di nuovo il portiere. Tomba recupera al limite, arriva De Bari, carica la conclusione, fuori bersaglio, recupera dall'altra parte Aitken. James Berry prova a rubargli palla a Tomba, ritarda la ripresa del gioco e alla fine c'è però un fallo di squadra rilevato dal signor Casimiro. C'è anche un time out chiesto dalla nazionale azzurra, fuori Colamaria, dentro Carrieri. Vedete inquadrati in questo momento gli inglesi che stanno facendo davvero tanta fatica contro la nazionale azzurra a trovare spazio. Hanno però colpito un palo pochi istanti fa. Ora stiamo guardando quello che succede sulla panchina azzurra con Giovanni Tagliapietra che riceve le attenzioni di medico e fisioterapista. Davanti a lui c'è anche Marco Mugnaini. Ci auguriamo che non sia nulla di grave per il miglior marcatore azzurro fino a questo momento, Giovanni Tagliapietra. Italia che torna in pista con una formazione tra le più leggere possibili. De Bari, Tomba, Antonio Tagliapietra e Carrieri e Filippo Poletti in porta, tutti i più giovani sono dentro in questo momento. No, manca Polverini che in realtà è un altro 2007 che abbasserebbe ulteriormente la media. Si riparte con 14 minuti e 22 secondi da giocare. Doppio tocco da parte degli inglesi, quindi il giocatore che ha battuto la punizione ha toccato la palla 2 volte. Siparietto tra Casimiro e Carlos Amaral, tutti e due portoghesi. Amaral deve aver detto qualcosa del tipo: potevi anche lasciar perdere. Riparte l'Italia con De Bari, Tagliapietra, in questo caso Antonio, Carrieri,
Prova De Bari ad accelerare a destra, c'è Carrieri al centro, gira dietro porta De Bari, chiude, difensori strettissimi, sono in un fazzoletto i giocatori inglesi, uno su ciascun palo, impossibile muoversi in queste condizioni. Ci prova Tagliapietra a cercare la deviazione di Tomba e di Carrieri. Carrieri poi va a prendere questo passaggio vagante dei giocatori inglesi. Tagliapietra, ancora una pallina sporca però per Carrieri. Tomba, torniamo a centropista, De Bari, c'è il fondo per Carrieri che non trova spazio, torna indietro, siamo a metà dei 45 secondi per costruire l'azione. Bello il passaggio di De Bari per Tomba, bello l'inserimento, un po' meno la conclusione, pallina che finisce fuori. Poi arriva Carrieri che mette un velenosissimo pallonetto sul secondo palo, ci arriva con il gambare il portiere inglese. Dall'altra parte Poletti allontana tranquillo con il guantone la minaccia. Anche gli inglesi hanno cambiato portiere, Charles Holmes adesso che con il casco ferma la conclusione azzurra. Inghilterra in avanti, attenzione a Hillam, il suo passaggio all'indietro però è preda di Carrieri. Tomba, ancora Carrieri, intanto Giovanni Tagliapietra è tornato a sedersi in panchina assieme agli altri, non è più con medico e fisioterapista. Dieci secondi per andare al tiro ora per gli azzurri che devono finalizzare questa azione. De Bari, non si capisce con Antonio Tagliapietra, pallina persa all'angolo e ancora un rimbrotto da parte di Massimo Giudice per questa pallina sprecata. Attenzione al tentativo di slalom, poi Antonio Tagliapietra si prende la pallina, se ne va, carica il tiro, fa la barba al palo davvero, è uscito di pochissimo questo diagonale rasoterra da parte di Antonio Tagliapietra che aveva recuperato pallina al centro della pista. Ora è Tomba che combatte con Hosking, palla all'indietro per Kay, da Kay a Hillam, sbagliato il passaggio, Carrieri è da solo, vediamo cosa fa, va in 1 contro 1, Carrieri supera il diretto avversario, traversa e rigore. Traversa e rigore. Carrieri pensava di aver fatto gol, ma la pallina è finita sulla traversa. Si era quasi stupito di aver avuto un rigore a favore. Mori, vediamo dal replay se la regia ce lo consente, ma probabilmente no. Rigore De Bari sulla pallina. Sarà lui ad andare al tiro dopo la traversa di Carrieri. Tutto pronto, 11:05 da giocare. De Bari, il tiro preciso e il gol del 10-0. 8 minuti e 55 secondi. Terzo gol su 3 da tiri da fermo oggi per l'Italia. Rivediamo il rigore di De Bari, imprendibile all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Italia che va in doppia cifra, 10-0 sulla formazione inglese. Terzo fallo di squadra intanto per gli inglesi, punizione da ribattere. Intanto è uscito Antonio Tagliapietra ed è rientrato Polverini, Mattia Polverini col numero 11. Tomba cerca Carrieri che però si era accentrato invece che uscire. Polverini, ancora Tomba, bel movimento di Polverini, un po' lento nell'andare alla conclusione, ci poteva essere lo spazio
sbaglia poi il passaggio, sbaglia il controllo anche Hillam, ne ha la meglio Carrieri. Polverini, bello il passaggio per Tomba, ottima la conclusione, ma c'è un giocatore a terra. È Hillam, numero 6 della formazione inglese, che con Carrieri aveva conteso la pallina precedente, è rimasto fermo alla balaustra. Entra il massaggiatore della formazione inglese. Non abbiamo visto lo svolgersi dell'azione, c'è stato su quel punto un contrasto con Carrieri quando il numero 9 italiano aveva recuperato la pallina, probabilmente un colpo alla schiena o contro la balaustra che ha il corrimano sporgente verso la pista in modo abbastanza anomalo e pericoloso, oppure una caduta sul bastone, che è un altro infortunio tipico in queste occasioni che può fare davvero molto male. Dovrà uscire ora il numero 6 inglese, non appena sarà in grado di alzarsi. Eccolo, lo vediamo, si alza ed esce autonomamente. Colpo alla schiena per lui, probabilmente solo una botta, ma deve lasciare la pista per regolamento, perché sono entrati i sanitari della sua formazione per prestargli il soccorso. Entra al suo posto, o meglio rientra al suo posto, numero 4 Archie Franks. Si riparte quando siamo ormai a metà del secondo tempo. Possiamo già dirvi che l'Italia giocherà domani sera alle 19 la propria partita di semifinale. Noi ve la proporremo come sempre in diretta e in italiano su il canale YouTube di FISR Hockey Pista. L'avversario sarà la vincente di Spagna-Andorra. Se volete apriamo le scommesse, ma siamo abbastanza tranquilli nel pronosticare una semifinale Italia-Spagna. Tomba prova un pallonetto sul portiere, riesce a recuperare la pallina dopo la parata. De Bari mette in mezzo a cercare Carrieri, la pallina però arriva a Polverini. Carrieri ancora. De Bari. Tomba, la conclusione fuori bersaglio di Tomba, ha cercato un varco sul primo palo, non lo ha trovato. Sparacchia in avanti l'Inghilterra. Il più veloce ad arrivare sulla sfera è ancora Tomba. Carrieri. Tanti minuti per lui quest'oggi, 2 gol per il giocatore della Pumas. De Bari, ancora Carrieri. Scambiano ripetutamente i due. Polverini. Perde palla ora Carrieri, attenzione al contropiede con il tu per tu del numero 3 Kay. Bravo Poletti a non farsi sorprendere. Non sono facili queste partite per i portieri azzurri, impegnati pochissimo nel corso della partita, con il rischio di non farsi trovare pronti poi nelle poche occasioni in cui l'Inghilterra si presenta nell'area della formazione azzurra. Intanto gli inglesi ci provano di nuovo con Aitken che è andato al tiro alto. Polverini lanciato in contropiede, deve andare in 1 contro 1, si ferma. Lascia De Bari, da questi a Tomba. Ancora Polverini. Scende sulla destra il giocatore del Follonica, attaccato da Archie Franks. Carrieri. Prova l'inserimento Tomba, la pallina invece per De Bari. Tiro dalla distanza, deviazione che arriva di Carrieri, ma arriva anche la parata. E attenzione dalla parte opposta con Aitken che lancia Kay. Deviazione prima che la pallina arrivi dalle parti di Poletti. Polverini, Tomba.
dietro a cercare De Bari, prova ad accelerare Carrieri, si accentra De Bari dietro a porta, non c'è il passaggio al centro, allora si torna fuori con Polverini. Tomba, ancora Polverini, si accentra, prova il tiro ma Aitken recupera, attenzione, 1 contro 1, Aitken lo porta fuori De Bari, gli impedisce di andare al tiro. Palla all'indietro per Hosking che sbaglia il passaggio, Carrieri è il più veloce, va alla balaustra, ora deve venire via dall'attacco di Finley Kay, lo fa con l'aiuto di De Bari. Polverini, Tomba, bella l'idea, ancora Polverini. Attenzione al contropiede inglese, col casco, se non abbiamo visto male Poletti. Carrieri, Italia che prova un po' a costruire manovre, ma quando perde palla parte il contropiede inglese. 6 minuti ancora da giocare, 10-0 il risultato, 4 i gol nel secondo tempo da parte degli azzurri contro i 6 della prima frazione di gioco. Carrieri, De Bari, pallina invece per Tomba che scambia ancora con Carrieri che si ferma, inverte la manovra, ubriaca di finte il suo diretto avversario, il numero 4 Archie Franks, però poi finisce col perdere palla. Dalla parte opposta Aitken riesce ad andare al tiro, attento Poletti col bastone raso terra a parare e a lanciare un 3 contro 2. Carrieri si accentra, cerca il passaggio, prende la pallina Tomba e la mette dentro dopo la parata di Charlie Holmes. Dunque Tomba il più scaltro sotto alla porta avversaria. 14, lo rivediamo, eccolo qua il tentativo di Carrieri, la parata di Franks, pallina che rimane lì, la recupera Tomba che la allontana dal portiere e infila a porta praticamente sguarnita. 14-38 è la doppietta per Tomba in questa partita. C'è il time out richiesto da Massimo Giudice che evidentemente vuole sistemare alcune cose nella squadra da lui guidata. Non ci sono cambi in questo momento. In porta rimane Filippo Poletti, l'esordiente, il più giovane, l'unico 2008 portato in Spagna dal CT azzurro Massimo Giudice. Gli esterni sono Carrieri, De Bari, Tomba, che sono tutti classe 2006, e Polverini, che invece è un altro classe 2007. Per quanto riguarda l'Inghilterra si riprende con Barry con il 2, Franks con il 4, Aitken con il 5 e Bristow con il numero 8, in porta Holmes con l'1. 11-0 il risultato. Pallina in avanti, Bristow all'indietro a cercare Barry che poi sbaglia il passaggio, arriva però Aitken a prendersi questa pallina. C'è una punizione in favore dell'Inghilterra perché il giocatore italiano ha mandato fuori la sfera. Intanto cambio, fuori Tomba, dentro Antonio Tagliapietra. Recuperata intanto la pallina che era finita fuori dal rettangolo di gioco dopo la deviazione del giocatore italiano. Ultimi 5 minuti di questa partita, poi ricordiamo ci sarà alle 17 la semifinale, scusate, il quarto di finale, forse quello più incerto, fra Francia e Germania. Alle 19 la Spagna affronterà, scusate, il Portogallo affronterà la Svizzera, e alle 21 i padroni di casa della Spagna nel derby iberico, l'altro derby iberico contro Andorra.
Portogallo e Spagna strafavorite nel loro quarto di finale. La Francia, che ieri sera ha messo in seria difficoltà la Spagna contro una Germania molto fisica e piuttosto determinata, potrebbe avere qualche problema, anche se i favori del pronostico sono ovviamente tutti per i francesi, e se così dovesse essere si ripeterebbe la situazione delle prime 4 dello scorso anno, che si ripropongono anche in questa occasione. Polverini lancia Carrieri, c'è De Bari dalla parte opposta, Carrieri fa tutto da solo, si gira, mette in mezzo la parata di Holmes. Ricordiamo che noi seguiamo sui canali di FISR, su YouTube, soltanto la formazione azzurra con telecronaca in italiano, ma tutte le partite del campionato europeo sono in diretta, le potete seguire su europe.worldskate.tv in diretta qui da San Sadurní. Carrieri prova un alza e schiaccia sul secondo palo che non gli riesce. De Bari, bisogna accelerare. Ancora De Bari. Carrieri, ultimi 5 secondi per gli azzurri. Bello il passaggio di Carrieri per Antonio Tagliapietra. Non era facile centrare questa pallina al volo. Dalla parte opposta ci prova Aitken, ma viene immediatamente contratto il suo tiro. Tagliapietra. Carrieri. Ancora Tagliapietra. Polverini. Prova l'accelerazione Polverini. Gira intorno alla porta, non chiude però sul secondo palo perché arrivano prima i difensori dell'Inghilterra. De Bari per Polverini, controllo infelice, pallina che esce, Tagliapietra prova la conclusione perché nel frattempo Poletti batteva già a terra i 10 secondi dalla fine del tempo. Rientra intanto Hillam, che era il giocatore che era uscito prima per il colpo alla schiena, quindi vuol dire pienamente recuperato il numero 6 inglese, e della cosa ovviamente ci compiacciamo. Intanto Antonio Tagliapietra recupera questa pallina per Polverini, però in mezzo a due non può far altro che mantenere il possesso. Tagliapietra, ancora Polverini chiamato dietro porta, Hillam su di lui, deve girarsi il numero 11 azzurro, lo fa con questo passaggio all'indietro per Carrieri. 100 secondi alla semifinale per l'Italia. Carrieri. In avanti, all'indietro ora per Tagliapietra. Prova il passaggio per Polverini che non controlla. Siamo già di nuovo al limite dei secondi. De Bari dalla distanza, c'è un tocco azzurro. Carrieri deve girarsi e andare al tiro, lo fa ma colpisce Hillam che parte subito in contropiede. 3 contro 2, attenzione, Aitken, la conclusione. Poletti rimane impassibile, apre il guantone e dice no al gol della bandiera, ma attenzione, altra occasione per gli inglesi, ancora Aitken e ancora Poletti che conferma l'ottima quotazione dei portieri italiani in questo campionato europeo, con una gran bella parata, chiamato 2 volte in emergenza dalle distrazioni difensive dei suoi compagni. Diciamo che hanno fatto di tutto per metterlo in bella mostra, va. Ultimo minuto, ormai a metà del suo cammino. De Bari, Tagliapietra, Carrieri, ancora De Bari, c'è spazio per lui, prova ad accelerare, cerca Polverini. In mezzo per Tagliapietra, palla recuperata, ma ancora Carrieri, ultima occasione, Polverini prova la conclusione, non trova il pertugio. Attenzione a questo 3 contro 2 degli inglesi. De Bari allunga il bastone, ferma l'ultimo tentativo inglese, finisce la partita. L'Italia batte l'Inghilterra per 11-0, conquista la semifinale al campionato europeo. Domani alle 19 probabilmente contro la Spagna cercherà un posto in finale.
in questa 41esima edizione del campionato europeo Under 17. Andiamo a un rapido riepilogo mentre vedete gli azzurri che si complimentano a vicenda. Un primo tempo già segnato 6-0 in favore dell'Italia, doppiette per Carrieri, per Giovanni Tagliapietra, per Tomba, per Colamaria, e siamo a 8. E poi l'autorete di Franks, il gol di Polverini, il gol di De Bari. L'autorete di Franks rientra nella doppietta di Tagliapietra perché ovviamente il passaggio era suo, e il gol di Antonio Tagliapietra. Quindi una prestazione corale, il debutto di Filippo Poletti che ha lasciato la porta inviolata nel secondo tempo con qualche bel intervento. Insomma, solo note positive da questa partita, gli applausi del pubblico per gli azzurri e per gli inglesi. Inghilterra che giocherà per il quinto posto, Italia che giocherà per le medaglie. Tutto rinviato a domani alle 19 in diretta sempre qui su FISR YouTube Ok Pista. Da Marcello Bulgarelli un sentito ringraziamento a chi ci ha seguito fin qui. Ci sentiamo domani alle 19 per l'Hockey su pista europeo. Grazie a tutti e buona serata.